prova a ripetere quello che ti mi hai detto poco fa, cosa che te volessi fare esattamente, te volessi sapere. Allora, mi voglio sapere, perché è giusto che sappia, è giusto che magari ti sappi anche te, perché Sì. non sai che sei così sicuro. Mi volessi sapere, allora, ceneri in mare, Sì. mie, tue, di chi che sei? Cioè uno ciapa e fa? Devo che le tue ceneri sia buttate in mare. Mi voglio che le mie ceneri siano non oggi e non ieri, Ok. ma in futuro, quando sarà il momento, mi pare una roba Ok. bella, Bien. che ha un ritorno alla natura Sì. e siamo nel posto giusto. Allora, vieni qua e te Sì. che domandi, così te vedi, Sì. te che Guarda, siamo domandi qua. come che te fa di a essere incenerito in mare. Va bene? Sì, bisogna chiedere perché non volessi trovarmi No, all'ultimo no. momento in difficoltà, te capissi? Vai. Ok, Andiamo a domandargli. andiamo a domandare, non fare l'imbarazzato. No, guarda, Non fare voglio vedere l'imbarazzato. come che va a Andiamo finire. domandare. Inceneriamo Furian. Eccoci, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. la mia curiosità. Accomodeve. Grazie. Non so quanti che vengono da te con queste richieste, ma che avevo un po' di domande da Aiuto. parte. Vedevo se sono in grado di rispondervi allora. Allora, Flavio, che ha detto perché ieri qua fuori, voleva farsi seppellire in mar oggi. Non Oggi, a breve, domani. non a breve. Se ho un'idea romantica che mi piacesse sapere come che funziona sta roba qua. C'è il lancio delle ceneri. Allora, sì, la dispersione delle ceneri. no? Seppellire è uno sport olimpico. Sì, esatto. Dispersione delle ceneri. E anche seppellire in mare. È una roba che non voglio Fino a Gallia, no? È una roba complessa. Esatto. effettivamente. Quando diciamo che le ceneri derivanti dalla cremazione Sì. si potrà disperdere in mare se questa sarà la volontà Sì, tua. quando che mi ciappo che dico ai miei, guarda, ricordeve e dopo me buttè. Guarda, se ti te vuole essere proprio sicuro di questo, te va a fare la dichiarazione scritta da un ufficiale di stato civile, quindi in un centro civico, te depositi le tue volontà e un giorno mi te auguro il più tardi possibile, Tardissimo, ma non tardissimo. tanto tardi perché mi dico anche di guadagnare un poco, no? Quindi Vabbè, tardi è giusto, tardi è giusto. Ecco, quel giorno il comune saprà già che ti te sa le tue volontà e chi è lui che venirà probabilmente a organizzare il tuo funerale qua dell'Ala Barda Sì. e sapremo che appunto e se potrà fare. Però chi le disperdi? Ma lui? Perché bisognasse individuare anche la persona, no? Aspetta un attimo. perché Bisognasse dire anche volessi che le mie ceneri siano disperse in mare e che di ciò si occupi e individuare Dai, una persona. fammi farmi, te prego, con un sacco di idee. Sì, però te l'ho detto con estremissima calma. Le ceneri ti puoi decidere quando le buttiamo in mar, però quando te bruso posso decidermi. Se per me te potessi anche a me decidere, E allora vai. perché devo vedere in base alla... Sì, te ha ragione, te anche te le tue ragioni. Te anche te le tue ragioni, effettivamente. Però, no, c'è un argomento reale questo qua. C'è un attuale. argomento reale ed attuale, Sì. perché una volta probabilmente Sì. si faceva molto di meno, Sì. e invece adesso esiste. Una volta non si poteva, non si no? poteva per No, legge. non si poteva per legge, la legge si è cambiata da un po' di anni, a patto che esisti questo tipo di requisiti, oppure si può anche fare diversamente, cioè se una persona non rilascia queste dichiarazioni scritte, l'importante è che lo comunichi a parole ai propri cari, i quali il giorno dell'organizzazione del funerale dovrà fare una dichiarazione scritta, una domanda di dispersione ceneri. Attenzione che però la legge per questo chiede che sia d'accordo per la dispersione in natura, perché ti è caduto in mano, ma potessi essere anche, non so, in Carso ad esempio, Ok, qua a sì, Trieste, in giusto, montagna. certo. Ecco, la legge chiede che se il defunto in vita non ha lasciato questo tipo di dichiarazioni scritte per se stesso, tutti i parenti del primo grado, questo è essere molto d'accordo. importante, devi essere d'accordo e firmare. Chi sono i parenti del primo grado? Genitori, Il coniuge, fiori, genitori e coniuge. fiori. Si invita se coniuge, genitori e fiori, anche 8 Non fiori, fradei, non non fradei, sorelle. ok. Primo grado in linea discendente e ascendente. Ah, ok. Mentre per la cremazione basta il parente più prossimo, quindi il coniuge, se sei fioi, ma se è un coniuge, basta il coniuge. Ah, quindi se... E se il coniuge non sei, ma se 3 fioi, almeno 2 per la cremazione. Purtroppo tantissime persone viene qua, loro malgrado per fare il funerale di un proprio caro,
il quale voleva essere disperso in mare, ma non avendo scritto niente e non avendo in vita parenti di primo grado, non si può accontentare. Questo vedo che è una cosa. Anche può essere che abbia due parenti di primo grado che siano in disaccordo su sta roba. A quel punto fa solo metà, tipo. A quel punto se brusa solamente scherzi Okay. A parte, a quel punto non se uno anche fa un atto sensato, perché togli la responsabilità di questo pensiero, certo. Che magari si può trovare in difficoltà in quel momento, certo. quindi può avere un senso. Certo, sicuramente. Se te sa che te ga un po' di longhi in famiglia, insomma. Esatto. Invece se sei tutto tranquillo. Ma infatti tante persone vengono qua a informarsi, e mica dico le cose che sto dicendo adesso a voi, proprio perché so l'importanza, se una persona ha questo tipo di desiderio nei confronti di se stesso, capisco l'importanza di questa persona che vuole essere tranquilla, che il suo desiderio un domani più tardi possibile, scherzi a parte, ovviamente più tardi possibile, ma che il suo desiderio possa essere realizzato. Quindi il mio consiglio alla fine di tutto, va bene lasciarlo detto ai parenti, va bene qualsiasi cosa, però la cosa migliore non costa niente. Se chiedi dell'ufficiale di stato civile in un centro civico, con un documento di identità, se rilascia le dichiarazioni, a quel punto tutti tranquilli. Ti è capitato in questo contesto degli aneddoti divertenti? Perché noi volevamo anche questo tabù che te ne dicevi, che sulla morte c'è anche un poco di abbatterlo, nel senso che è una roba come tante, come la vita, cioè uno nasce e uno muore. Certo, l'impresa funebre ricopre un ruolo importantissimo, l'alabarda in particolare è un'impresa estremamente seria, estremamente importantissimo. Estremamente l'alabarda, che tengo a dire, è estremamente rispettosa, ma è giusto un po' sdrammatizzare. Era una delle prime volte che la legge permetteva la dispersione in natura, quindi era un po' l'entusiasmo di tante persone, si era mosso un mercato giustamente, e il mercato si era mosso anche nel settore dei produttori delle urne cinerarie, che fino a quel giorno produceva solamente urne mediamente in legno, in materiale o in pietra per la conservazione o per la sepoltura. Da quel momento in poi si era trovato nell'esigenza di dire: ma per chi vuole essere disperso, e cosa ha fatto? Che cominciava a produrre delle urne, tra le altre biodegradabili, in materiale, in polpa di cellulosa, no? Loro garantiva che quest'urna contenente le ceneri, no, buttate nel mare, a contatto con l'acqua si scioglieva, e quindi le ceneri, una cosa molto bella, poetica, romantica. Una domenica d'estate io ero tranquillamente a casa mia a riposarmi, arriva un WhatsApp dalla mia collaboratrice di Muggia, dall'ufficio di Muggia. E vedo una fotografia, vedo Ela con i bambini in riva al mare, la spiaggia piena di gente, bambini che gioca, gente che nuota, e l'urna sottofondo, un'urna che galleggia. Bellissimo. Cioè, dal mio punto di vista è bellissimo. Fortunatamente, magari c'è un colpo. Fortunatamente, dopo che abbiamo fatto delle ricerche, non era un'urna di un mio funerale, di un mio cliente. Però poteva, ecco. Mi voglio sperare che questo signore era un grande nuotatore e che ha fatto la sua ultima nudata nel suo mare. Ha fatto l'ultima, è molto lunga nudata anche, perché probabilmente se non sta recuperando sarà ancora che nuota. Lui che aveva, se potessi essere, mi sono romantico con questo pensiero, lui voleva nella vita fare una traversata e che l'ha fatta. Vedi, la provvidenza divina che in questo caso lo ha aiutato. Succede sempre qualche anno fa, e questa volta era proprio un funerale gestito da me, i familiari di questa povera persona, vendo tutti 7-8 persone, se non ricordo mai, dalla Germania. Perché le persone che qua non aveva parenti, che aveva rilasciato la dichiarazione, i parenti si aveva interessato. Insomma, i desidera venire qua per fare una piccola cerimonia in mezzo al mare della dispersione di queste ceneri. Quindi noi come la Bada siamo organizzati anche per questo, quindi avevamo una bella barca a vela con il comandante che porta a largo le persone, fino a 10 persone, si fa una piccola cerimonia nel punto indicato. No, sì, bellissimo, una cosa veramente bella. Noi siamo gli unici che in grado di organizzare questo tipo di cerimonie, che sono una cosa veramente molto bella. Se non che il problema è che queste persone tedesche non parlavano una parola di italiano, era una giornata afosissima, e mi accompagno i signori con l'urna all'imbarco per fare questa cerimonia. 2, 3, 4 ore dopo mi telefona il comandante.
non vi dico con che tono di voce, non vi dico le parole così, cosa gli è successo? Gli è successo che una volta fatta questa cerimonia, questi signori che aveva parlato, che aveva fatto le loro rito, gli ha buttato in mare quest'urna biodegradabile. Che se pensava dovesse essere biodegradabile. Era un'ora e mezza sotto il sole di agosto, alle ore centrali, l'urna che girava intorno alla barca e il comandante col mezzo marinaio a un certo momento che cercava... Ecco qua, da quel giorno che avevo letto che effettivamente anche la plastica si biodegrada, ma che vuole un 2000 anni. Guardi, 2000 anni. Allora, fossi che avrò avuto sfortuna mi da quel giorno che ho mandato in giro tutte le urne che avevo, non voglio più sentire. Adesso consiglio una cosa più romantica, un'urna con un'apertura facilitata e che si apre, che va direttamente la dispersione delle ceneri. Certo, l'unica cosa non deve essere una giornata di bora. No. Se no è come il Grande Le Boschi, no? Quella famosa scena storica del Grande Le Boschi che Verdi che arriva tutto in faccia. Sì, esatto. Ma tra l'altro, proprio per il discorso di superare i tabù, siccome Michele sa tutto, Segavè, a riguardo di questa cosa qua, non so che adesso ti venire a fare domande di filosofia. No, ma non mi piace. Su questo te sa tanto. Ecco, diciamo che sul mio mestiere sono abbastanza preparato. Ecco. Dire che so tutto, mi sa, sai come il monaco. Sì, il monaco. Mi so sul mio mestiere. Michele si prepara. Qualcosa so. Michele si prepara sul suo mestiere e proprio per un discorso di superare i tabù, se avete delle domande da fare, passate queste parti. Se è una buona roba entrare, chiedere che una roba, come che chiedere che un consiglio. Se no che voglia nelle disegni noi veniamo a fargliele, perché se voi avete delle domande effettivamente che le Gavelle ha in testa da tempo, che non sapete come si risolve quella roba, scrivetele pure anche a noi nei commenti e nelle robe, e dopo noi che le giremo a Michele, e dopo se veni voi qua direttamente a chiedere, che va benissimo. Assolutamente.